Eder, Mac, Pallister. Claudio, guarda, veramente mi fai pena perché mi dispiace per te, però Liliana era mia. Lui deve dire cosa le ha detto e fatto dopo che lei gli ha detto le sue intenzioni. Sebastiano, ti abbiamo visto tutti lì a riprendere l'estate scorsa Claudio Sterpin, che tra l'altro mi aveva invitato a quell'evento. Come mai eri lì? Stavi forse provando la videocamera di un nuovo telefono? Ma sono andato a vedere, dai, io ero curioso di vedere Sterpin a tuffarsi, poi tra l'altro ha fatto dei tuffi che si sono tutti messi a ridere perché non è andato troppo bene, ecco. Oddio, sì, ho fatto anche un paio di foto così, insomma, dai. È stato tra l'altro mi hanno fatto pagare l'entrata. Quindi pur di vedere Claudio sei anche disposto a pagare? 8 euro. Poi quando lui è uscito dal labiale si è visto che tu gli hai detto qualcosa. Che cosa gli hai detto? Forse che Liliana sarebbe stata orgogliosa di lui? Io non mi sono nascosto, adesso quello che gli ho detto forse una battuta, adesso non mi ricordo esattamente cosa gli ho detto, comunque una battuta così per sorridere un po', ma niente di particolare. Però Claudio è sempre stato un vincente nella sua vita e anche in questo caso a quanto pare ha vinto il primo premio. Sono obbligati a dargli il primo premio, bisogna chiarire una cosa, tutto quello che sta dicendo lui, questa storia d'amore, questa grande così di amore tra lui e Liliana, io penso che lui un pochettino deve rivedere un po' i suoi pensieri, le sue cose. Non c'è traccia, non c'è qualcosa di evidente, un'immagine, una foto. No, però stiamo parlando di uno che sta dicendo qualcosa su mia moglie, capisci? E lui parla di una storia d'amore con mia moglie. Ma dove sono le prove? Io vorrei vedere qualcosa, incontrarlo, dirgli guarda, voi avete bevuto, voi avete bevuto la storia di Ester P. Guarda, da noi ha detto... Se tu stesso hai detto che Claudio era il padre del figlio di Liliana. Ma parliamo di 31 anni fa. Visto che c'eri, invece di fargli delle domande su come si era lanciato dal trampolino, fargli complimenti, perché non gli chiedevi di Liliana? Lui ha le sue idee. Ma se lui ha le sue idee, che sei andato a fare allora alla gara di tuffi? Per fargli in 2 foto, per fare 2 risate. Allora non eri andato semplicemente per intimorirlo come fatto con Iva l'albergatrice, ma solo per prenderlo in giro. E tu Claudio come mai eri lì? Eri andato a farti fotografare da Sebastiano? Io ci sono andato tutti gli anni, lui era fuori posto. Visto che non sono nessuno per lui, come mai tanto interesse? Io non sono mai andato a fotografarlo. È lui che è venuto a riprendere, non ho capito perché, cosa gli serve. Questo è luglio scorso. E io faccio tutti gli anni questa qua e quest'anno voglio farla meglio. Questo è l'Olimpiade delle Clanfe. Faccio un tuffo che per me è semplice perché lo faccio da ragazzino, bordo, capriola per indietro e andare in acqua, da sempre. Allora dov'è il problema? Ma come mai ti stava fotografando? Forse aveva comprato un telefono con una fotocamera 5K e la voleva provare? Me lo chiede, lui devi chiederlo. Io ci sono andato tutti gli anni, lui era fuori posto. Io non lo sapevo, me l'hanno detto dopo e infatti me ne sono uscito diretto, sparato, hai visto, si vede. Però avresti almeno potuto incrociarlo, visto che era venuto a tifare per te. Incrociare per cosa? Magari voleva solo un autografo da te. Oppure volendo potevi fargli tutte quelle domande che vorresti fargli dal primo minuto. Ma io tutte le domande le faccio in pubblico così, visto che non sono nessuno per lui, come mai tanto interesse. Qui era proprio in un posto dove non aveva alcun motivo, titolo eccetera per venire. Non l'ha mai fatto, non ho capito perché. Solo per fare riprendere l'amante di sua moglie che si tuffa. Lui gli manda a dire in diretta, a lui non gli fregava niente che Lily venisse con me. L'importante per lui è che ritornasse a casa la sera. Nel momento in cui lei ha detto guarda che fra poco me ne vado e non mi vedi più, non abbiamo vista più lei. Questo è successo. Chiedi a Sebastiano cosa le è successo. Ma lo sappiamo cosa è successo per Sebastiano, si è suicidata. Qua si è suicidata qua, è rimasta qui 20 giorni, povero Ebete. Chi lo crede? Se uno mi dice che lui è rimasta qui, lei, in quelle condizioni, cioè intatta, per 20 giorni, gli rido in faccia. Può essere il Padre Eterno. È stata messa qui, là, la notte tra il 4 e il 5 gennaio. Non da una persona, da chi? Bisogna chiederlo a chi lo sa. Io penso che Sebastiano lo sappia. Queste stesse domande va a farle a lui. Scusami un attimo, io sono venuto qua, ma non per rispondere a Sterpin, perché lui
È fatto così, cioè, nella sua mente si è creato un film di una storia d'amore che non esiste, ma vi rendete conto? Aspettiamo gli inquirenti, cosa posso sapere io? Io non so sapere, non posso sapere. Forse io non voglio accusare nessuno, però aspettiamo gli esiti di quello che stanno facendo. Io ho parlato col generale Garofano, che Sì. comunque ci siamo visti anche, sì, Garofano, sì, ci siamo visti anche la settimana di là per prendere le misure. Ma le misure di cosa? Della cassa da morto? Lui ha voluto vedere il posto, capire alcune cose che era interessato. Questo ci conferma che Garofano da 2 anni parla del caso di Liliana senza avere idea di nulla. E mi ha detto che comunque verranno fatte tutte le analisi su quel poco che rimane di Liliana, perché tessuto molle mi pare che non c'è niente, sono le ossa che comunque... Certo, Sebastiano, era stata chiesta la cremazione che non è stata accordata e allora il corpo è stato conservato nel peggiore dei modi, come ci può confermare la stessa cugina Silvia, ma tanto si sa che tu credi al suicidio. Ma questo io ti dico, l'ho detto tante volte, io sono veramente, neanche non immagino cosa può essere successo a Liliana. Neanche non immagini, quindi praticamente lo immagini. Io aspetto proprio queste risposte per capire esattamente cosa è successo, questo aspetto io. Quindi secondo te Liliana si trova dove poi fu trovata dal giorno della sua scomparsa? È sempre stata lì? Questo non lo sa nessuno, non è ancora stato provato questo. Cioè bisognerà capire se lei è morta il 14 oppure il giorno Il 3. 30, Esatto. 31, non lo so. Aspettiamo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.